E questa cos'è? Questo è il campanaccio del zio Tullio. È zio Tullio. Sì. E adesso bisogna metterlo sulle vacche. Sì, perché che tiene tanto. Portiamolo allora, dai. Quanti anni gala? 77. No, la campana dico. La campana la che ne era non so quanti. Di più o di mi. Viva le ciocche! E viva le ciocche! Ragazzi, si torna a casa. Franco, da quanto tempo erano qua le vacche? Le vacche dai primi giorni di giugno, fine maggio. E adesso la transumanza a piedi, rigorosamente. Sì. In discesa però. Sì. Pesava anche l'acqua. Perché l'alpeggio, Franco? Per tradizione, per mantenere pulito le nostre belle maglie e perché comunque fa parte dell'economia della nostra azienda. E poi c'è anche l'aspetto del benessere animale che è importante, certo. No? Respirare aria fresca fa bene alle persone, fa bene agli animali, fa bene certo. a tutto ciò che vive. Che cosa vuol dire per la salute degli animali poter stare 2, 3, 4 mesi in alpeggio? Quali sono i benefici? Immaginiamo gli atleti che vanno anche loro in alpeggio per depurarsi e per respirare, per riempire i polmoni di aria buona. Uguali sono i nostri animali. Capiamo che comunque è molto importante nel regime alimentare, nella vita di un animale, aria, acqua certo. e cibo. Però l'aria fa parte di un elemento molto importante. No! Dove? Nemo! Tenete viva questa tradizione, adesso si torna a casa ed ecco esattamente come un tempo una festa, vero Franco? Certo. Sia il venire su, il montar che smontar montagna, scargar, era comunque una festa, tradizioni dei nostri, perché noi come ben sappiamo abbiamo 120 maghe, su 120 maghe perciò ci sono 120 aziende, erano certo. 120 aziende che salivano e scendevano dalla montagna e perciò ogni famiglia faceva una festa per andare ad abitare la montagna e in autunno scaricare per tornare verso casa. Una tradizione che si mantiene anche oggi e l'appuntamento dopo la scarpinata è a Malgavazzo da Franco, perché se magna e mi vola. Come allora mangiamo anche adesso, magari un po' di più o un po' di meno, comunque certo. Si mangia, è una festa anche nel mangiare. Perché? Perché Franco è importante tenerle vive queste tradizioni? Perché resti viva la nostra montagna
e perché comunque la storia e quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, i nostri padri, i nostri bisnonni, comunque è perché l'ambiente ce lo chiede e noi dobbiamo dare all'ambiente quello che ci chiedeva.